Oggi nasce IRCA, che è la fusione di due istituti, di CRIAS e di IRCAC. Se ne parla da molti anni. Oggi abbiamo proprio convocato il notaio per concludere il processo di fusione. È un ente pubblico economico che sarà a disposizione del mondo della cooperazione, del mondo degli artigiani, per dare credito, per dare attività di impulso e di supporto alla nascita di nuove imprese che si occupano di cooperazione e di artigianato. Per cui, come dire, per noi è un momento importante perché diamo seguito ad una legge del 2018, siamo nel 2026, dopo ben 8 anni devo dire che nasce questo istituto. Noi ci abbiamo lavorato da 2 o 3 anni e devo dire che non è stato semplice arrivare a questo percorso, però siamo contenti perché, ripeto, nascerà un nuovo istituto che darà impulso e darà credito alla cooperativa e agli artigiani.